In attuazione a quanto emerso a conclusione della prima parte del cammino sinodale della Chiesa di Chiavari, inizia in diocesi un articolato percorso di formazione dedicato alla liturgia e rivolto a tutti, specie ai laici che desiderano offrire il proprio servizio nel canto, nella lettura della parola di Dio, nel portare la comunione alle persone ammalate o anziane. Fra le linee pastorali emerse dal lavoro dei tavoli è contenute nella sintesi proposta da Monsignor Tanasini un'attenzione particolare dedicata proprio alla liturgia. Il Vescovo ha chiesto di vivere la liturgia come, diceva il Vescovo, un ponte tra il cielo e la terra. E il modo migliore per far questo è vivere le cose normali, ripartendo da una certa formazione liturgica. Cosa vuol dire oggi che la liturgia è, per usare un'espressione felice del Concilio, fonte e culmine della vita della Chiesa. Si parte dunque da un momento di ascolto aperto a tutti, giovedì 15 novembre alle 20:45 nel Salone di Casa Marchesani con Don Paolo Tomatis, sacerdote della Diocesi di Torino, sul tema I ministeri laicali nella Chiesa, fastidio, sfida o possibilità? La domanda, come capiamo, è aperta perché in tante diocesi i ministeri laicali, in particolare il Ministero straordinario della Comunione, hanno una rilevanza molto importante, soprattutto nelle comunità dove mancano i preti, i presbiteri. Da noi, grazie a Dio, questa mancanza di clero non è ancora così evidente, quindi urge un po' una riflessione. Qual è il contributo fattivo, il ruolo di questi ministeri e come questi ministeri possono aiutare l'Assemblea a partecipare in maniera attiva e consapevole. Sarà anche l'occasione per avviare il lavoro della nuova Commissione liturgica diocesana e per conoscere le proposte di formazione specifiche, il corso per i ministri della comunione già istituiti, quello per i nuovi ministri, il corso per i lettori e quello per gli addetti al culto e sacristi. In tutti i casi, oltre ai momenti comunitari diocesani che si svolgeranno a Chiavari, saranno proposti incontri nei vicariati. Inoltre, sono previsti incontri vicariali anche per i cantori, oltre all'attività del coro diocesano e di quello della cattedrale. Senza dimenticare l'Istituto Diocesano di Musica, che vedrà il 24 novembre un momento importante in cattedrale con la riunione di tutti gli istituti liguri di musica sacra dalle 16:15 con un concerto e la messa del Vescovo alle 18, e anche un po' tutte quelle altre realtà, tra cui anche la scuola di teologia che propone il corso di liturgia istituzionale.